Sul settore zootecnico e quello da latte noi abbiamo oggi circa 2700 aziende nel Veneto. Il 10% di queste aziende sono in fase di chiusura, si sono indebitate in maniera importante, non hanno più finanziamento e quindi non hanno nemmeno i soldi per pagare le materie prime per dar mangiare agli animali. Freddi numeri, ma che inquadrano con estrema chiarezza quella che è la crisi del settore zootecnico veneto alle prese con l'impatto della guerra in Ucraina tra mancanza di materie prime necessarie all'alimentazione del bestiame e i rincari dell'energia. Spiega Antonini, si stima che su 10 attività 2 stiano chiudendo. Non c'è tempo da perdere, è necessario intervenire subito per non veder scomparire dal nostro territorio realtà fondamentali. Non si capisce come mai oggi a livello europeo si vengono dati contributi pari a 400 milioni di euro alla Francia e pari a 250 milioni di euro alla Spagna per quanto riguarda il settore zootecnico, e in Italia si sta ancora discutendo a chi darli. Quindi noi dobbiamo anche incidere in questo, dobbiamo cercare anche come Paese di accaparrarci tutti quei finanziamenti e contributi che sono dati a livello europeo. Ma come se questo non bastasse, le imprese agricole devono fare i conti anche con una grave siccità. Ieri dichiarato in Veneto lo stato di crisi idrica con la firma da parte del presidente Zaia di una seconda ordinanza. Oggi siamo senza acqua, evidenzia Antonini. I bacini di montagna sono al 30% della loro capienza, quando in questa stagione negli anni scorsi erano al 100%. È necessario investire in piccoli invasi che abbiano la capacità di immagazzinare acqua quando ce n'è molta e poi rilasciarla quando manca. Gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte razionalizzando l'acqua per l'irrigazione, ma questo significa ridurre la produzione. Già oggi abbiamo circa una riduzione della produzione del mais intorno al 5%. Non è che oggi noi gli agricoltori non impiantano il mais o seminativo o altro, razionalizzano l'acqua. Chiaramente tra un impianto, tra un terreno che si dà acqua e un terreno che non si dà acqua si ha una riduzione delle produzioni che va oltre al 30% in meno.